aprile. Ma ad aprile. Rieccoci, ovviamente noi parliamo ovviamente con gli ospiti di studio anche durante, prima di andare in pubblicità, anche al ritorno, perché ovviamente il tema è sicuramente interessante. Allora, ci sono messaggi, abbiamo già collegato Gianni Cannella della famiglia Cannella della Lì, ovviamente perché parleremo di alimentazione, di come fanno oppure se hanno paura ovviamente le persone di andare e di non trovare più da mangiare, ce n'è, però poi parleremo con loro. Prima andiamo da Elisabetta, se ha delle novità per quanto riguarda dal web. Elisabetta, ci sono novità? Allora Giorgio, io ti dico che da domani inizierà la distribuzione di 70.000 mascherine che sono state donate al comune di Padova dal comune cinese di Guangzhou. Quindi la gente si potrà recare nella farmacia più vicina, saranno consegnate 2 mascherine a persona. È vivamente raccomandato di non creare assembramenti e insomma questa è solo una prima tranche di consegna gratuita di mascherine e si ricorda che comunque sono in arrivo anche da parte della Regione Veneto le barriere protettive donate dall'azienda padovana Grafiche Venete. Quindi non create assembramenti, domani si potranno trovare queste mascherine. Allora domani nelle farmacie c'è la possibilità di andare a ritirare le mascherine gratuite messe a disposizione dal Comune di Padova tramite la città di Wuhan. Mi raccomando, come avete detto, avete sentito da Elisabetta, non calcate lei, perché ce ne sono 2 per persona fino a esaurimento, quindi ci vuole anche un po' di buonsenso da parte di tutti anche in questo caso. Allora andiamo a leggere i messaggi, vediamo se la regia rimanda. Altri 4, grazie. Se magari me li mettete che sui monitor laterali, perché la mia vista non è più così giovanile come una volta, però cercherò di leggerli. Vi ricordo i primi tempi quando molti esponenti politici facevano le campagne per non farsi bloccare dal coronavirus e continuare a vivere normalmente, ma non sarebbe stato meglio prima di esporsi cercare di conoscere meglio questa malattia? In virtù proprio di questa domanda non la conosceva nessuno. Io credo che al di là, e credo di parlare al di sopra delle parti politiche, e Dio me ne voglia, proprio in questo momento, io credo che eravamo tutti impreparati, e che le parti politiche, destra, sinistra, centro, e dopo diventa tutto facile criticare, però eravamo tutti impreparati ad arrivare a una guerra mondiale come è quella attuale, e quindi io credo, è il mio pensiero personale, che delle giustificazioni le abbiano tutti, e scusatemi se questo è il mio pensiero. Andiamo con i messaggi successivi, arrivano. Eccoli qui. Buonasera, ma posso spostarmi di comune per andare a fare la spesa o devo per forza farla nel mio comune? Ho un supermercato a 200 metri da casa mia in un altro comune, quello più vicino del mio è a 3 km. Dovete andare a quello più vicino, se è a 200 metri come dice, può andare lì vicino e sicuramente non deve fare 3 km, dai. Mi sembra naturale anche questo, anche se dice di non spostarsi da comune a comune, però se uno è proprio al limite di un comune all'altro e ha vicino un supermercato, è meglio che vada a quello vicino, ci mancherebbe altro, e ha la motivazione e la giustificazione per farlo, perché poi è documentato. Andiamo nel prossimo messaggio. È normale una diffusione geografica del virus come è venuta Cina, Corea, Italia? Non siamo confinanti, e questa è una bella domanda che poi risponderanno ovviamente i nostri ospiti di studio. Leggiamo l'ultimo. Dicono bisogna chiudere tutto e poi pubblicano 3 pagine piene di aziende che devono rimanere aperte. Sono davvero tutte indispensabili? Beh, quelle che sono aperte credo abbiano la loro importanza per essere indispensabili, altrimenti non lo avrebbero fatto. È normale, naturale che quando il Premier Conte ha detto che cercherà di attenuare le chiusure, non ha detto chiudiamo tutte, ha detto metteremo un'altra, come si può dire, un altro colpo sulle aziende che ovviamente non abbiano la priorità nel lavoro, e quelle più importanti ovviamente devono rimanere ancora aperte. Allora andiamo a sentire cosa ha detto Zaia questa mattina. Siamo ancora usciti, abbiamo al momento realizzato 64.000 tamponi in Veneto. Voi sapete che a tutti noi riconoscono l'aver avuto, diciamo, questa intuizione, ma anche, diciamo, validata, poi ve lo dirà il professor Crisanti, da aspetti scientifici, il tema ovviamente importante di quello che è stato il tampone, l'isolamento. Abbiamo 15.000 persone in isolamento in questo momento, e tutto quello che poi ne consegue, insomma, cioè noi continuiamo ad essere aggressivi nei confronti di questo virus. Abbiamo appena concluso un fine settimana importante. Lasciatemi ringraziare i veneti
lasciatemi ringraziare i veneti per la responsabilità, il senso di comunità, il senso di solidarietà che hanno dimostrato rispettando la mia ordinanza. E l'ordinanza, qualcuno ha detto, ma perché hai messo i 200 metri? Perché noi in Veneti siamo così, vogliamo sapere anche qual è la misura. Forse la prima ordinanza nella storia che è i 200 metri da casa, ma tutti si sono attenuti al rispetto di queste regole. Ed è fondamentale ringraziarli perché è un sacrificio immane. Poi abbiamo visto che nottetempo, in questo fine settimana, è arrivato anche il DPCM col tema delle imprese e quant'altro, però noi continuiamo a seguire questa dritta, ovvero la volontà di confermare, visto che ci è stato chiesto, di confermare che le restrizioni stabilite dall'ordinanza regionale vengono mantenute. Quindi il tema dell'attività motoria dei 200 metri di casa, il tema della chiusura dei supermercati la domenica. La prima cura in assoluto contro il coronavirus siamo noi cittadini con i nostri comportamenti. Ed è fondamentale che il senso di civiltà e di comunità sia assolutamente presente in ognuno di noi. Ecco, abbiamo sentito praticamente le raccomandazioni che si fanno, ma di conseguenza andiamo a sentire anche cosa ha detto il professor Crisanti, che spiega il piano tamponi che tutti ovviamente vorrebbero farli. Allora sentiamo cosa ci dice. Come abbiamo già detto, noi procederemo per cerchi concentrici, nel senso che andremo a casa delle persone che accusano sintomatologia, faremo tampone ai parenti, agli amici, quindi il primo cerchio, e ai vicini come secondo e terzo cerchio, a secondo come noi ci allarghiamo chiaramente, perché se stiamo tutti in quarantena l'infezione sarà sorpresa in quell'ambito. Quindi più infezioni prendiamo, meno c'è trasmissione, meno ci sono persone ospedalizzate e meno ci sono persone in terapia intensiva. In tutte le epidemie, come ho detto, si combatte su tre fronti: sul fronte della ospedalizzazione, sul fronte della quarantena e quindi la distanza sociale, e sul fronte della sorveglianza attiva. Non è che ci stiamo inventando nulla, stiamo semplicemente facendo quello che bisognerebbe fare. Prima di tutto faremo i tamponi alle comunità vulnerabili, quindi abbiamo detto faremo i tamponi alle persone che stanno nelle case di cura, e perché lo sappiamo perfettamente, specialmente quelle per anziani, sappiamo che hanno una mortalità e una morbidità elevatissima. Dopodiché lo faremo su chiamata a domicilio di persone che stanno male, perché ci interessa eliminare il contesto e quindi ripulire esattamente come abbiamo fatto a Vo, e poi chiaramente a tutte le persone esposte a contagio, quindi persone che hanno a che fare col pubblico, cassiere, farmacisti, poliziotti e dipendenti pubblici che hanno a che fare con postini e medici di base. Non dimentichiamo che i medici di base sono stati massacrati da questa epidemia. Ecco, noi vogliamo proteggere queste persone qui. La Regione ci ha chiesto inizialmente a tutte le microbiologie del Veneto di passare a arrivare a 10.000 tamponi al giorno. Chiaramente questo è un obiettivo ambizioso, probabilmente lo riusciremo a raggiungere in un paio di settimane. Dopodiché l'obiettivo è quello ancora di raddoppiare, e che noi speriamo di arrivare probabilmente verso la fine del mese prossimo a 20.000 tamponi. Ecco, però, in questo momento ci sono difficoltà di carattere organizzativo, ma anche di difficoltà di reperire la strumentazione, perché c'è una corsa in tutta Europa e in tutto il mondo per reperire il macchinario e i reagenti per fare questi tamponi. Quindi diciamo è una corsa contro il tempo, sia di carattere più che altro logistico e di capacità fondamentalmente. Ecco, allora prima poi di andare nell'altro tema della serata andiamo a sentire anche l'assessore Lazzarin che denuncia perché purtroppo scarseggia il personale nelle case di riposo. Andiamo a sentire cosa dice. Siamo in costante contatto con la Casa di Merlara e con le altre strutture per anziani che stanno vivendo dei drammi simili. Abbiamo anche cercato di recuperare personale che oggi poteva entrare e andare quindi ad aiutare queste strutture, però bisogna anche dire che certo personale si è rifiutato di andare, nella libera scelta si è rifiutato di andare all'interno di una struttura di questo tipo. Vedo che c'è la Croce Rossa, mi hanno appena avvisato che tipo in una struttura del Bassanese da oggi in supporto entra la Croce Rossa proprio per aiutare una struttura per anziani che ha lo stesso problema di Merlara. Quindi noi stiamo cercando come Regione di fare da tramite, e quindi con la cooperazione sociale, con il mondo del volontariato, per incrociare le richieste e le domande e cercare di trovare delle soluzioni. Va bene, avessi detto, allora chiedo anche a voi gentilmente, lo chiedo a tutti perché altrimenti devo interrompere un po', di essere un po' rapidi nelle risposte. Allora, Borro, inizio da lei. Il concetto dei tamponi, che è un concetto che tutti vorrebbero farli,
magari non sapendo che poi dopo averlo fatto lo può prendere anche il giorno dopo se uno non usa ovviamente le precauzioni del caso, e soprattutto la mancanza di personale per quanto riguarda le case di riposo. Beh, diciamo che uno dei punti forti e dei punti fermi, diciamo, del Veneto è stato proprio quello, però è stato quello di mettere in atto fin da subito un riscontro immediato su chi aveva sintomi o su chi, come abbiamo sentito, ha avuto contatti o vicinanze con i positivi, per riuscire a mappare il territorio, per riuscire fin dall'inizio a isolare i focolai. Ricordiamoci, no? I primi focolai, l'ospedale di Schiavonia, perché non dobbiamo dimenticare quello che è successo. Schiavonia è stato chiuso come alla fine. Isolare tutte le persone che hanno avuto ovviamente sia contatti o abbiano avuto poi il test positivo, quindi i test sono serviti a questi, i tamponi sono serviti a mettere in atto subito un processo di isolamento del rischio di contagio, che ha anticipato in qualche modo poi i decreti sulle chiusure. Se riusciamo oggi a avere una situazione, insomma, sotto controllo, decisamente migliore di qualche altra regione, è proprio per questa occasione, perché siamo sempre soliti a parlare di Veneto e di Lombardia, ma vorrei dire che purtroppo amaramente, e questo non mi piace, abbiamo delle regioni che soffrono ancora di più, perché l'Emilia Romagna sta soffrendo tantissimo, abbiamo un numero di casi molto superiore al Veneto, un numero di decessi molto superiore al Veneto, e sta crescendo tantissimo, avendo addirittura, mi pare, gli stessi o forse anche di più decessi le Marche, che è una piccola regione. Quindi ecco, il merito dello screening, del tampone, è stato questo. Poi per quanto riguarda le case di riposo è una posizione difficilissima e sensibile. Pensiamo solo che, insomma, chi vi è dentro hanno una certa età e hanno patologie, quindi se si infila dentro una casa di riposo questa malattia può essere veramente terribile. La difficoltà del personale all'interno delle case di riposo non è di oggi, risale ancora prima dell'emergenza e oggi diventa ovviamente più pesante, che è quello del fatto che molto spesso anche non si trovavano gli operatori che andavano ovviamente a lavorarci dentro, no? Era già difficoltoso prima trovare operatori, e oggi ovviamente che ce ne servono ancora di più diventa la situazione difficile da sostenere. Ecco, è una situazione che deve essere controllata e monitorata in maniera decisa. La Regione Veneto oltretutto nelle ultime settimane ha fatto dei bandi, sono usciti su Azienda Zero per reclutare e per assumere centinaia e centinaia fra medici, infermieri, operatori OS, quindi so che la risposta è stata anche molto grande, molto massiccia, ampia, quindi certo. Diciamo, introdurre molti operatori che dovrebbero, insomma, in questi giorni stanno già per essere assunti, potrebbe dare sollievo. Dottor Pipitori, ci sono molti pazienti che vengono a trovarla per ovviamente la malattia che lei fa riferimento, che è il diabete, e che hanno paura, perché tutti hanno detto che questa, una delle patologie per quanto riguarda il coronavirus, è avere il diabete. Ecco, lei è un medico che cura chi ha i problemi di diabete. Hanno paura i pazienti che vengono da lei? Beh, sicuramente sì, perché il diabete è una patologia cronica, colpisce soggetti che hanno altre patologie che in linea di massima, la stragrande maggioranza dei casi, non sono più giovanissimi. Gran parte del diabete tipo 2, quello che colpisce l'età matura, insomma l'anziano, e quindi ovviamente bisogna anche spiegare alla gente, fargli capire quindi tutte le procedure che devono avere per cercare di prevenire l'infezione e in caso eventualmente come comportarsi. Quindi, ovviamente, ma hanno paura a venire, dottore, le chiedo, hanno paura visto che dicono dovete rimanere a casa, non dovete uscire? Come tutti. Allora, il paziente diabetico è un paziente che vive la vita come tutti gli altri, ma mangia le cose che mangiano gli altri in famiglia, ovviamente stando attento a certi alimenti, deve fare una vita assolutamente regolare, deve muoversi, deve fare attività motoria, devono avere uno stile di igiene, di vita molto attento, quindi ci sono tutta una serie di criteri che noi diamo quindi come tipologia appunto di stile di vita.
Se si attenga, e poi questo periodo bisogna controllarsi ancora di più quindi la glicemia eccetera, per evitare di avere un diabete che vada verso lo scompenso, quindi mantenerlo il meglio possibile per cercare di poi, e questo ti consente anche di rispondere meglio a un'infezione, a una patologia che ti può arrivare e che comunque potrebbe aggravare il diabete. Io volevo un attimo però, se mi consenti, rispondo alla questione dei tamponi. Guardate, c'è un tema delicatissimo, direttore. Il tema è che purtroppo sui tamponi si è arrivati molto in ritardo per quanto riguarda per esempio i medici. Faccio un esempio che riguarda me. Io ho fatto il tampone martedì scorso, ok? In ospedale. Oggi non ho ancora avuto la risposta, ok? Dopo insistenze abbiamo saputo che tutti quelli dell'ospedale, l'ospedale di Adria, dove io svolgo una parte della mia attività professionale specialistica, siamo tutti negativi, voglio dire, ma io una risposta ancora non l'ho avuta, per dire. Una parte dei medici e del personale infermieristico, va bene, e dovrebbero farlo tra l'altro anche chi fa le pulizie, quindi tutti quelli che lavorano nell'ospedale, voglio dire, non l'hanno ancora fatto. Per dire. Allora, quindi mi va bene andare a casa della gente, ma le categorie più a rischio, che sono quelli, siamo noi, siamo stati abbandonati da questo punto di vista. Cioè, io non ho io per esempio parlo di me, uno dei responsabili, non è una critica, voglio dire, voglio dire che bisogna giusto per dare su due questo. numeri di organizzazione, perché poi teniamo presente che le microbiologie, cioè la capacità produttiva di test era di circa 3.000-3.500 giorno. Nel momento in cui è successo il caso, il piano di rinforzo, di aumento della capacità giornaliera di esami, di test, è di 11.000-11.500. Quindi nel momento in cui cerchi di strutturare le strutture provinciali, perché qui riguarda tutto il Veneto, di produrre più test possibili, Fabrizio Borrelli, medici, ovvio che ci vuole del tempo. Il secondo dato oggi Cligerà denunciava che 5 medici di base sono stati trovati positivi. Ovvio che di fronte a 11.000 giorno e 5 milioni di abitanti devi fare un piano di intervento. No? Il piano di intervento è stato indicato chiaramente. Prima si parte dagli operatori sanitari, case di riposo e sintomatici, chi presenta ovviamente il caso. Dall'altra parte c'è un piano a parte, che è quello che diceva il dottor Pipitone, un piano a parte che è in collaborazione con l'università e il professor Crisanti, che è quello di, quasi un random, no, se vogliamo dire, nel territorio, per riuscire a fare anche uno studio epidemiologico sul caso, perché poi alla fine c'è bisogno anche di studiare la malattia e di capirne l'evolversi nel territorio per riuscire a intervenire. Allora bisogna che glielo spieghi bene alla gente che quella cosa là serve soprattutto per uno studio. Un'altra cosa è perché le procedure di garanzia e di tutela che hanno i medici sono assolutamente insoddisfacenti, in un momento in tanti di noi si stanno ammalando e non va bene. In un momento in cui le uniche comunicazioni che abbiamo sono le videoconferenze, perché non possiamo avere contatti, e la stampa che comunica e ovviamente la conferenza stampa, un paio di conferenze stampa che fa solitamente il Presidente Zaia, io le informazioni le apprendo da lì, perché non è che... Possiamo spezzare una lancia però a favore della Regione. Noi siamo in primissima linea con la Lombardia e con l'Emilia. Di queste tre il Veneto è quella che se l'è cavata nel modo migliore, se sta cavando meglio. Non tutto è perfetto, ma era molto difficile fare tutto in maniera perfetta. Però c'erano meno casi che Lombardia. Io lavoro in azienda ospedaliera tutti i giorni e noi medici siamo anche giustamente polemici, però è molto difficile gestire una situazione. Io non sono polemico, collega, io non sono polemico. No, guarda che ti sbagli. Ci potevamo trovare anche in un'altra regione e le cose sarebbero state ancora peggiori. Sono i nostri colleghi, sono gli infermieri, sono anche chi fa le pulizie, ribadisco che sono in prima linea e siamo tutti noi in prima linea che siamo là. Io non lavoro in pronto soccorso, non lavoro in una malattia infantile, ovviamente. Anche questa mattina. Quanti ne ha fatti finora? 2.
È vero che dopo la risposta te la danno tardi, ma ne stanno facendo molti di più di quello che anche le perché strutture fino all'inizio ci sono stati dei reparti particolari che sono stati dati la priorità, che sono ovviamente chi lavora nel contesto dei reparti CODIV, la ginecologia, la pediatria, il mondo oncologico. Però, Fabrizio, io ripeto quello che dico, è al di sopra di ogni polemica. Io dico che ovviamente quelli che sono lì davanti al fronte, i medici che di base, purtroppo hanno subito delle conseguenze. Medici di base, medici ospedalieri, tutti, abbiamo una quantità, decine di colleghi si sono infettati. E secondo me, io te l'ho già detto, Boroni, che tu sei presente in Commissione Sanità, l'abbiamo detto anche come associazioni, i protocolli che riguardano noi medici vanno migliorati, perché noi purtroppo nella nostra attività, se ci infettiamo così tanto, significa che non siamo sicuri, giusto? Quello che facciamo, quindi bisogna migliorare questi protocolli, non è una polemica. Perché se questa regione sta dando una risposta positiva è anche grazie agli operatori sanitari tutti che sono là e che non scappano, e se c'è bisogno tutti abbiamo dato la disponibilità a lavorare di più ed esserci, quindi non è una critica, è una riflessione su un tema reale, e non avete modificato ancora questo, ma nell'interesse della gente, perché poi il medico si ammala, se gli va bene guarisce, se gli va male va al cimitero come tutti gli altri. È il tono che lo dice, ma dà questa impressione. Però mi sembra che io sono uno. Sì, però permette anche di dire, non credo che si possa dire che gli operatori sanitari in Veneto abbiano dato grande dedizione e in Lombardia no. Partiamo dal presupposto che tutti gli operatori sanitari stanno dando il massimo, anzi di più del massimo. Bene, cos'è che cambia da qui a un'altra regione? Guarda, uso le parole del professor Crisanti che stamattina le ha dichiarate in conferenza stampa. Ha detto il metodo, l'organizzazione, la programmazione che c'è in Veneto, che è diversa. La capacità veneta di avere ancora oggi una struttura territoriale che nel suo contesto ha dato risposte molto forti e decise sul confinamento a casa, l'autoquarantena, l'isolamento domiciliare, la cura domiciliare, invece di caricare le strutture ospedaliere. Semplifico il concetto. Qualche merito magari la programmazione veneta ce l'ha. Però mi auguro che questo... Dopo, tutto è migliorabile nella vita. Tutto è migliorabile nella vita. Controllare gli eroi sia una delle cose migliori. Tutto è migliorabile nella vita. E le emergenze servono anche per vedere cosa devi migliorare e poterla migliorare. Però, come ha detto lei, giustamente direttore, l'ha dichiarata una guerra, cioè lei ha detto siamo in guerra. Siamo in guerra. Bene, sa cosa vuol dire? No, perché se siamo in guerra vuol dire che ogni giorno è un imprevisto. Le ho detto all'inizio della trasmissione che nessuno di noi pensava a quello che sta succedendo, ma ho giustificato tutti dagli scienziati ai virologi alle parti politiche che eravamo tutti impreparati, anche se ci sono i maliziosi che dicono qui c'è qualcosa di diverso, qui ci sono le spie. Io penso diversamente, non è che eravamo impreparati, perché sennò vuol dire che la struttura non avrebbe neanche... A questo virus non eravamo impreparati, perché la struttura sanitaria, ci sono professionisti, il problema è che quando arriva una guerra non puoi mai essere preparato, cioè è un qualcosa che va oltre alle capacità di qualsiasi sistema, struttura normale. Se arriva una guerra ti metti in difensiva e cerchi di controbattere. Qui questo virus non ha nessun vaccino, ma il danno di una guerra è sempre più grande di quello che è la tua capacità di difesa. Esatto, però oggi non abbiamo le possibilità. Ho la pubblicità, poi ho collegati. Io so che non era la polemica, voglio dire, che interessa la divisione. Oggi bisogna che stiamo tutti insieme, però se ci sono delle cose che non vanno e che vanno migliorate, bisogna dirle, voglio dire, perché sennò sembra che viviamo nel mondo dei sogni. Io vi interrompo in maniera, sono anche maleducato e vi chiedo scusa già in anticipo, perché poi a rientro della pubblicità abbiamo collegato Gianni Cannella, che è della famiglia Cannella, che tra l'altro è una famiglia che ha devoluto davvero, è molto vicina purtroppo a questo coronavirus ed è in prima linea e ha davvero dato dei contributi molto importanti, e poi abbiamo anche Cera dei magazzini di Padova per quanto riguarda l'ortofrutta e l'agroalimentare, quindi sentiremo che la situazione su questi due campi. A tra poco.